Buonasera, buonasera a tutti e bentornato al sindaco di Piancastagnaio, dottor Luigi Pagaggini. Buonasera sindaco. Buonasera Marco, buonasera a te. Allora, la linea sembra funzionare. Questo incontro, sindaco, da oggi, da questa mattina che si rincorrono a Piancastagnaio una serie di informazioni seguiti da comunicati stampa, compreso quello dell'amministrazione comunale a sua firma, su una vicenda che sta, come dire, prendendo piede anche a livello nazionale, ovvero questa voce che poi si è confermata durante il giorno delle dimissioni del presidente dell'Unione Sportiva Penese, Maurizio Sani, e anche un riferimento alla sua amministrazione come motivazione, che è stata smentita sia dal suo comunicato stampa che dalla US Pianese. Ci dice qualcosa a riguardo? Sì, io stamattina sono rimasto meravigliato, chiamando il comune proprio per sentire come era andato il sopralluogo nel campo sportivo di Piancastagnaio, in modo da capire quali potevano essere i problemi, percorrere di nuovo il palio nella nuova struttura praticamente del campo sportivo, perché lì rispetto all'altro anno nel campo sportivo sono successe molte cose. Il comune di Piancastagnaio, dopo che la Pianese è andata nel 2019-2020 in Serie C, già da allora sono iniziati i lavori. Abbiamo impiegato, e devo dire, molti soldi, non mi vergogno a dirlo, quasi 1.000.000 € da parte del comune di Piancastagnaio. Sono stati spesi anche i soldi per fare il manto erboso, perché noi abbiamo fatto tutte le tribune, tutte le sistemi di sicurezza, eccetera. Quindi abbiamo dovuto prendere anche un mutuo per ultimare un campo in modo che fosse un campo da professionisti. La stessa Pianese ha fatto il manto erboso, di cui il comune si è fatto garante attraverso una fideiussione e anche con contributo annuo che noi diamo comunque sempre alla squadra pianese per il mantenimento, che sono circa 35.000 anno che diamo alla Pianese. Cosa è successo? Che mentre stavano facendo il sopralluogo il campo sportivo, io ho chiamato poi il mio tecnico, l'architetto Fabio Alisini, il quale gli ho detto: "Com'è andato il sopralluogo?" Nel contempo, mi ha detto: "Ma il sopralluogo bene, guardi, non ci sono tanti problemi, anzi si può correre tranquillamente uguale la corsa del palio nel campo sportivo, seppur con il nuovo manto erboso, seppur con tutte le modifiche che abbiamo fatto, quindi non desta nessuna problematica per correre di nuovo il palio dentro il campo sportivo." Ahimè, noi ci aspettavamo e eravamo quasi sicuri, devo dire, di poterlo fare il palio quest'anno nella nuova pista che stiamo ormai approntandoci a fare lassù nella zona della Marona di San Pietro, avendo avuto praticamente quasi tutti i permessi. Aspettiamo soltanto il permesso della sovrintendenza, che comunque il sovrintendente è venuto, ha visto, ha già valutato e ci ha chiesto delle piccole integrazioni che noi daremo, e saremo stati in grado di poter operarci per il campo. La burocrazia è più lunga di quella che noi ci aspettavamo. In un paese normale, lo dico con molta sincerità, fare la pista del Palio in un paese normale, ma in Italia ormai la burocrazia sorpassa qualsiasi voglia, desiderio, e fa sprecare anche soldi, perché rifare praticamente di nuovo la corsa del Palio all'interno dello stadio significa di nuovo investire 80.000 € che potevano essere investiti tranquillamente per quella che è la nuova pista, per qualche abbellimento, perché i soldi e i finanziamenti per la nuova pista noi ce l'abbiamo già in mano, tanto per essere chiari. Benissimo. Mentre stavo parlando con la Lesini mi viene comunicato che è entrato dentro il comune e si è presentato il Il presidente, il grande presidente. presidente, come lo chiamano tutti a Castagnaio, il signor Sani Maurizio, il quale è venuto e stava parlando con la segretaria responsabile dell'ufficio, Maria Grazia Sacchi. Dice: "Guarda, è qui che sta parlando Maria Grazia." Dico: "No, passa, lo vediamo, dimmi che cosa sta succedendo, non mi rendo conto di cosa stia succedendo." E Maurizio, devo dire, in un franco e cordiale colloquio, mi ha annunciato che c'erano stati 2 giornali online che dicevano che i
il presidente si sarebbe dimesso per motivi di contrasto con l'amministrazione comunale, lui era venuto personalmente e solo in comune a smentire tutto questo. Ha detto: "Ma assolutamente no". La sua battuta è stata anche quella: "Ricordati sindaco che tu sei il mio sindaco, sei il sindaco di Piancastagnaio. È vero che la mia azienda è a Radicofani, ma io il mio sindaco sei te, perché io opero a Piancastagnaio, io sto a Piancastagnaio, la mia squadra è Piancastagnaio. Però mi rimetto perché non gliela faccio più, ho dei problemi anche interni con i miei collaboratori". Ehm, mi è con molta franchezza, io sono rimasto, devo dire, basito di una cosa del genere, no, ha detto: "Poi farò fare un comunicato stampa direttamente io dalla mia società". Cosa E così è avviene? Avviene andata. che in questo paese non c'è più certezza. Non c'è più certezze perché, la malevolenza, devo dire, no, l'aver creato confusione, gente, è vero, era giorni che parlava e diceva: "Ah, ma il palio non si farà perché si deve rifare nel campo sportivo, il campo sportivo ormai non è più adatto per fare la pista", eccetera. Quindi molta perplessità da parte delle contrade, ehm, malumore in qualche altro campo che ho sentito, al quale abbiamo detto con molta chiarezza: lo stadio è del Comune di Piancastagnaio, e come lo stadio era stato garantito, perché noi non avevamo detto si corre il palio obbligatoriamente alla Madonna di San Pietro, si corre il palio comunque, cioè significa che se si fa la Madonna di San Pietro, si fa la Madonna di San Pietro, era meraviglioso poterlo fare già da quest'anno. Il prossimo anno lo diamo per certo, assolutamente per certo, anzi questo campo verrà usato anche prima per tante altre cose, perché lo faremo alla svelta anche, lo faremo alla svelta. Ma nessuno aveva mai detto: "Non correremo il palio dentro lo stadio", perché la convenzione tra la società sportiva pianese e il Comune di Piancastagnaio ancora nell'ultima convenzione, seppur fatto il nuovo manterboso, fatte le tribune, fatti tutti gli impianti di sicurezza, era stata stipulata ancora con il campo che veniva usato per il palio e per i tempi che tutti gli anni noi abbiamo preso. Quindi non è vero che la Pianese quest'anno veniva buttata fuori. La Pianese, come tutti gli anni, dal 18 di luglio al 18 d'agosto, come erano i tempi che noi dovevamo consegnare la pista, secondo quello che era una tradizione paliesca al magistrato delle contrade, veniva fatto ugualmente. Come ho detto, ahimè, pensavamo di farlo nel campo sportivo di Piancastagnaio. Ora questa è la meraviglia che uno dice, no, una squadra blasonata come quella del Piancastagnaio. È una disgrazia che non ci sia più. E se va via Maurizio Sani, io con tutta la mia grande perplessità non vedo altri, non vedo altri. Quest'uomo con la propria imprenditoria, con il proprio carattere, ma ha un amore grandissimo per la propria Pianese. Come tutti abbiamo i nostri difetti, io sono il primo che certamente non sono facile nei rapporti, devo dire, interpersonali. Poi magari credo fortemente a tante cose, le porto avanti con grande volontà, no? Così è lo stesso Maurizio Sani. Io stasera l'ho richiamato di nuovo dicendogli, in conclusione: come potremo immaginare una Pianese senza il presidente? Come potremo chiamare una Pianese senza il presidente Sani? Allora qualcuno ci ha messo lo zampino. E non Eh, certamente il comune, perché il comune è un piccolo comune come il nostro. A me lo diceva, cito il nome, tanto non ho problemi, Camilli, oggi sindaco di Grotte di Castro, ma presidente della Viterbese, presidente di Grosseto, e mi ha detto: "Un comune come il vostro, che spende 1.000.000 di euro, è segno che ci crede per uno stadio. A Viterbo, a Grosseto non son mai successe queste cose. Io il campo andavo e me lo pagavo. Qui la cosa è diversa, quello che abbiamo fatto, no?" Molti ce ne hanno apprezzato questo modo di fare e quindi ci crediamo. Come possiamo sapere che la Pianese non gioca più nello stadio che praticamente è stato costruito, devo dire, proprietà della Pianese, ma per loro, perché questo è scattato tutto nel campionato 2019-2020, quando la Pianese va in Serie C, va nella Lega Professionisti. Non è mica ce lo siamo inventati. Quindi quello che io chiedo in maniera forte a Zane, a Maurizio, all'imprenditore Sani Maurizio, al cittadino Sani Maurizio, all'amante dello sport Sani Maurizio, che si levi i suoi sassolini dalle scarpe, ma che continui a fare il presidente.
perché questo è, quello ha fatto e quello sa fare, come sa fare l'imprenditore, sa fare anche il presidente. Quindi Questo è il queste suo, ecco, carattere vanno superate, perché questo che è stato detto ai giornali, non credo che sia una pura fantasia che questi giornali online sportivi si sono giocati la mattina tutte e 2 d'accordo di dire: "È così". Purtroppo è così che Sani Maurizio si sta dimettendo. Allora ci vorrà una forza concreta per ricredere di più nel Maurizio Sani, ricredere di più nella Penese, ricredere di più anche nell'amministrazione, perché se l'amministrazione ha investito e ha investito e vuole che questo investimento ritorni, no, ritorni ai cittadini pianesi. Come non è uno stadio meraviglioso come questo. Chiunque lo vede dice: "Che stadio meraviglioso che avete". Anche che squadra meravigliosa che avevamo e che secondo me bisogna riportarla fuori con la forza, l'imprenditorialità e la capacità che c'ha Maurizio. Del resto non ne voglio parlare. Questo è il comunicato che io stasera faccio fortemente. Il comunicato che tutti bisogna saper convivere in questo paese. Non c'è una lotta tra la Pianese e le contrade. Il comunicato di Maurizio Sani è chiarissimo. Io credo che sia opportuno, Marco, leggere i 2 comunicati per intero perché, da lì non si certamente. esce, se li vuoi No, no, leggere te mi fai una cortesia, allora, io lo riprendo in questo momento. Allora, anche questa sera ricordiamo sul sito dell'US Pianese c'è una rubrica che è un almanacco che riporta le informazioni durante il giorno. Io lo riprendo, sindaco. Scrive l'US Pianese quest'oggi in merito alle notizie diffuse da alcune testate online a cui lei stava facendo riferimento. L'Unione Sportiva Pianese comunica che Maurizio Sani conferma le dimissioni dal ruolo di presidente della società, ma smentisce categoricamente e nella maniera più assoluta che tale decisione sia dovuta a contrasti con l'amministrazione comunale di Piancastagnaio e anche con le contrade che correranno il palio. Va all'amministrazione comunale di Piancastagnaio il nostro ringraziamento per gli ingenti investimenti da sempre e in particolare negli ultimi anni effettuati sullo Stato comunale di Piancastagnaio, nonché per l'importante sostegno in ordine all'assunzione della fideiussione a garanzia del mutuo acceso dall'Unione Sportiva Pianese per gli ultimi lavori eseguiti nell'anno 2020. Apro personalmente una parentesi a riferimento al banto erboso, tanto per essere no, nel discorso che stava facendo. Qui anche vorrei leggere, se mi dà tempo, anche il comunicato stampa dell'amministrazione comunale di Piancastagnaio, che ricorda come in questa mattina si è recato presso la sede comunale il presidente della Unione Sportiva Pianese, signor Maurizio Sani, per confermare al sindaco Pagaggini la propria più totale stranità a quanto riportato in alcuni articoli in merito ai inesistenti contrasti fra lui e l'amministrazione comunale che lo avrebbero portato alla decisione di dimettersi dalla carica. Nel franco e cordiale colloquio che ha avuto con il sindaco, il presidente Sani ha anzi voluto ringraziare l'amministrazione comunale non solamente per i grandi investimenti che questa ha fatto sullo Stato comunale, ma anche per il supporto e il sostegno che quest'ultima ha sempre dato all'Unione Sportiva Pianese, supporto non solamente economico, ma anche morale e politico politico. Il sindaco, da parte sua, esprimendo il proprio riconoscimento dell'importanza che la società sportiva riveste nel tessuto sociale di Piancastagnaio, ha confermato la stima che ha sempre nutrito verso il presidente Sani e il suo operato, sia come imprenditore che come presidente, augurandosi che questi voglia riconsiderare l'ipotesi di rassegnare le proprie dimissioni e di vederlo alla presidenza dell'Unione Sportiva Pianese per molti anni ancora, nella certezza che sotto la sua guida la società potrà continuare nei successi e negli altrimenti impensabili traguardi raggiunti sinora, che hanno raggiunto il culmine nella partecipazione al campionato di Serie C 2019-2020. In conclusione, poiché non potremmo neanche immaginare una Pianese senza il suo presidente, chiediamo ora, e torneremo a farlo se necessario, il presidente Sani voglia ritirare le dimissioni annunciate, e poi ovviamente la sua firma con l'augurio che
possa, come ha detto poc'anzi lei, ripensare al tutto. Allora, sindaco, però qui dove andremo ora? Dove andremo? Io stasera di nuovo ho parlato con Maurizio Sani, che ho detto che da parte nostra, per quelle che sono le cose tecniche che il comune può fare, perché solo quelle può fare, non può entrare certamente nel merito societario di come si svilupperà il fatto, ma anche 4 giorni fa si è presentato delle persone della Pianese, i quali ci dicevano che c'era da fare con l'auto presso la Lega Calcio del campo sportivo. Non ci siamo tirati indietro dicendo benissimo, lo facciamo noi. Certo, c'è stato da mettere certi puntini sulle i su certe altre cose che non perché non si devono fare, ma perché sono di spettanza esclusivamente di quella che poteva essere la società. Non tirandoci indietro però su quello che è il campo sportivo e su tutte le altre attività, né per la Pianese né per nessun altro. Cioè, quello che mi sto domandando io, chi è che vuole così male non soltanto al comune, ma alla Pianese stessa? Perché colui che si è permesso di dire queste cose a questi giornali online, perché qualcuno gli è stato detto, certamente fa il male del comune di Piancastagnaio, dei cittadini di Piancastagnaio che comunque hanno supportato anche loro, perché i soldi non è che vengono per caso, no? Per fare uno stadio di questa natura e di questa importanza deve essere supportata la Pianese per quello che ha fatto fino ad oggi Maurizio Sani, e a lui glielo riconosco, a lui personalmente lo riconosco e lo ripeto di nuovo, lo riconosco a lui personalmente per la propria imprenditoria, per la propria generosità e per il loro amore. Per cui la mia stima di sindaco nei confronti di Maurizio Sani lo è e lo è sempre stato. Non voglio parlare di altro, perché così ritengo di non fare di ogni erba un fascio. Io parlo di Maurizio Sani. Questo è. Maurizio Sani è un degno presidente, un bravo presidente, uno che ha portato la Pianese in Serie C. Questa squadra ormai è blasonata da anni che è in mano sua, non può certamente fare questa fine. Quindi Maurizio è la Pianese senza Maurizio io credo che oggi non ha motivo di esserci, per cui Maurizio deve fare di tutto perché ci sia di nuovo e avrà il sostegno umano e morale. Io sono sicuro che si potrà trovare altri metodi, altre storie, eccetera. Sappia che da parte del comune comunque sfido qualsiasi altro comune, ma non perché vogliamo fare un millantato credito, no? Che abbia investito in tutta la provincia di Siena, questo ce lo dicevano anche il prefetto di Siena, l'allora prefetto, quando è venuto a fare il sopralluogo, ha detto uno stadio bello così in provincia di Siena, te devo dire sindaco, non c'è. Complimenti per quello che avete realizzato. E l'abbiamo realizzato logicamente perché c'era una squadra che lo meritava. Non è che l'abbiamo realizzato per il giochino del sindaco o di qualche altro. Quindi, allora, sindaco, facciamo così, tra pochi giorni così le rubo un'altra notizia. Ci sarà la seconda edizione di un premio nazionale che parla di sport, che parla di cultura. Maurizio Sani era accanto a lei durante la premiazione della prima edizione. Ritrovatevi e date un messaggio allo sport innanzitutto, alla comunità, ma non di Piancastagnaio e basta, perché ne sta parlando tutta Italia. La Pianese purtroppo si era qualificata per i playoff, è uscita sfortunatamente, perché altrimenti poteva rientrare nel calcio professionistico. L'11 di giugno, sabato prossimo, non questo che viene domani, ma il prossimo sabato ci sarà questo importante premio nazionale che ci riporterà lo sport e la cultura a Piancastagnaio. Diamo un appuntamento al presidente Sani, che questa sera non è con noi, e magari ci sarà la soluzione. Io gliela butto lì, sindaco. E io me lo auguro volentieri, con tutto il cuore. Mi auguro, come ho detto, che ci siano le forme e il metodo per poter fare ripartire questa Pianese e mai mettere limiti alla provvidenza, come ci è andata una volta nella Serie C. Possiamo sperare, augurarci che ci possa riandare. Io sono ottimista in questo, soltanto però se c'è Maurizio Sani. Questo, ecco, lo dico non per plageria, ma perché comunque la professionalità, lo spessore e l'imprenditorialità di Maurizio non è cosa da poco, diciamo, anzi è essenziale per questa Pianese.
Allora, ci lasciamo in 3 questa sera. Io saluto il presidente Maurizio Sani e tutti i collaboratori. Saluto lei, sindaco. E Io saluto il vedremo. presidente Maurizio Sani. Saluto il Ecco, presidente Maurizio Sani. Bene? bene. Grazie, grazie sindaco Pagaggini, e vedremo la conclusione di quello che sta accadendo in questi giorni. Buonasera. Bene, buona serata. E vorrei tranquillizzare, Marco, se me lo Ecco, consenti, il sì. mondo paliesco, perché nella tradizione del Comune di Piancastagnaio c'è la Pianese sì a pieno titolo, ma a pieno titolo c'è anche le contrade che hanno il diritto di poter giocare e di giocare, non di giocare, di fare il proprio palio come l'hanno fatto tutti gli anni. E io ho sempre detto, comunque il palio si fa o nel nuovo campo che è nella Pianese o nella nuova pista che lo sarà sicuramente pronta per il prossimo anno. Quest'anno, come ho detto, per lacciuoli burocratici voluti o non voluti, eccetera, ci hanno frenato. Questo freno ormai va via, si parte, si fa la nuova pista, prossimo anno si corre la nuova pista, a dispetto o invece o a piacere, che per me invece è più piacere dei nostri cittadini e di tutti, e quindi quello che abbiamo detto poi, che se ne dica, l'abbiamo realizzato, e questo sarà di nuovo una realizzazione importante. Come deve Bene. essere di nuovo una Pianese importante, uno stadio importante. A Piano non bisogna farci canzonare da nessuno. Grazie. Buonasera sindaco Pagaggini, buonasera. Grazie e buonasera.